Durante il colloquio incontrerai dei selezionatori professionisti o dei selezionatori occasionali. Potrai farlo o nella sede dell'azienda oppure nella sede di un intermediario, che potrà essere un'agenzia di selezione o uno studio di ricerca e selezione del personale. In tutti i casi devi avere ben chiaro gli obiettivi. Verifica che il ruolo, la posizione e l'azienda corrispondono all'offerta a cui ti sei candidato e siano allineati alle tue aspirazioni e obiettivi. Metti in risalto i tuoi punti di forza. Fai in modo che il selezionatore prenda in seria considerazione la tua candidatura. Dimostra che sei la persona giusta per le competenze, le motivazioni, le tue aspirazioni e gli obiettivi professionali. Per essere efficace in un colloquio, devi quindi prepararti proprio come fanno le aziende. E lo puoi fare in 3 modi. Raccogli tutte le informazioni sull'azienda, sulla posizione e, se ti è possibile, sul tuo futuro interlocutore. Identifica gli obiettivi per ogni fase di incontro e cerca di individuare gli obiettivi del tuo interlocutore. Prima di iniziare un colloquio, dovresti quindi idealmente avere tutte le informazioni sull'azienda e sulla posizione per la quale concorri. Chi saranno i tuoi possibili interlocutori quando vai al colloquio? Il responsabile della prima selezione, il responsabile del personale, il responsabile di funzione o il responsabile dell'azienda stessa, l'imprenditore, l'amministratore delegato o il direttore generale. Alcuni consigli utili per te. Lascia l'iniziativa al tuo interlocutore e limitati a rispondere alle domande che ti vengono poste, evitando troppe digressioni. Dimostra di conoscere tutto rispetto all'azienda. Sii stringato e preciso. Ogni esperienza professionale dovrebbe contenere l'azienda, il ruolo che hai ricoperto, le attività che hai intrapreso e le motivazioni che ti hanno spinto a cambiare lavoro. Evita di affrontare per primo l'argomento stipendio. Illustra dei fatti riferiti alla tua vita personale e professionale con degli esempi reali e concreti. Se ne senti il bisogno, puoi prendere degli appunti, eventualmente chiedendo prima l'autorizzazione. Non nascondere di avere altre alternative, sicuramente ti aiuta a valorizzarti meglio. Cerca di capire se ti stanno offrendo una posizione ex novo oppure è una sostituzione. In quest'ultimo caso vai ad affrontare bene le motivazioni che portano alla sostituzione. Cerca di non dire al tuo interlocutore che sei alla disperata ricerca di un lavoro, ma convincilo che è allineato alle tue aspirazioni e obiettivi professionali. Mira all'esposizione del tuo curriculum sugli aspetti inerenti all'offerta che stai esaminando. Evita di dilungarti troppo sulle esperienze precedenti o quelle non prettamente pertinenti. Osserva il tuo interlocutore. Se dimostra di essere assente o smette di prendere appunti, significa che lo stai annoiando o non è interessato a quello che gli stai dicendo. Mi raccomando, spegni il cellulare e non metterlo sul tavolo. Non rifiutare mai un colloquio. Anche se non è l'azienda dei tuoi sogni, ad ogni incontro potrai trarre degli importanti insegnamenti che ti permetteranno di aggiustare il tiro per la volta successiva. E ricordati, sorridi!